Giovedì 21 marzo, nella sede dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, un pubblico partecipe ha seguito l'interessante e piacevole presentazione del volume Veneti in Romania, edito dalla Regione del Veneto quale titolo della prestigiosa collana Civiltà Venete nel Mondo, che conta ormai quasi una decina di pubblicazioni su alcune delle più significative presenze di comunità venete o di origine veneta nel mondo. Dopo il saluto della Presidente del Comitato di Gestione della Biblioteca dell'ABM, Dino Buzzati, Ester Riposi, e l'introduzione della Vicepresidente dell'Associazione Patrizia Burigo, che ha accennato alla significativa presenza in Romania dell'ABM e della stessa nostra provincia, sia con le due famiglie bellunesi, sia con la splendida realtà della Casa Pollicino di Petrossani, ha preso la parola il professor Giampaolo Romanato, dell'Università di Padova, curatore della citata collana. Egli ne ha sintetizzato il contenuto, soffermandosi soprattutto sul valore di questo progetto editoriale che fa onore alla Regione del Veneto, rammaricandosi peraltro che esso stia attualmente languendo. È seguita l'ampia relazione del collega professor Roberto Scagno, autore del libro, il quale, anche con vive testimonianze personali, ha parlato di questa piccola ma importante realtà dei nostri conterranei nel paese balcanico, di quanto essi vi hanno profuso, sin dalle loro origini, in vari settori, in particolare nelle attività del legname, nell'edilizia, nell'arte della pietra, nell'architettura, concludendo con il doloroso e brutale epilogo che ha avuto questa storia con l'avvento del comunismo e di come ora essa stia faticosamente riprendendo. A conclusione, il presidente dell'ABM Oscar De Bona ha evidenziato il valore di questo incontro che ci fa sentire ancora più vicina a questa nostra comunità di Romania, augurandosi pure che il prezioso lavoro della collana sui Veneti nel mondo possa nuovamente riprendere.